fra le serie dei rasaerba linea 4 della Stihl, quelle con la scocca in polimero, è una plastica estremamente dura, molto buona. Abbiamo diverse misure, diverse tipologie di macchina. Una particolarmente interessante, secondo me, è questa, che è l'RM 453V. È interessante sostanzialmente per un paio di motivi. Una che ha il variatore e l'altra che ha un motore molto potente, 3,5 cavalli. Variatore di velocità significa che io posso decidere la velocità di esecuzione del lavoro e quindi poter tagliare sempre a piatto completo in funzione dell'altezza dell'erba. Altri particolari che possono essere distintivi è l'altezza di taglio, perché nei nostri rasaerba l'altezza di taglio arriva fino ai 10 cm, mentre gli altri rasaerba arrivano tra i 7,5 e gli 8. C'è lo scarico laterale, c'è la possibilità di chiudere completamente tutto il piatto e fare mulching, perché la macchina è provvista di una lama che fa in maniera eccellente il mulching, doppi cuscinetti a sfera su ogni ruota, monostegola, vuol dire che abbiamo un manico solo per guidarla e questo ci aiuta quando togliamo il cesto, non dobbiamo lasciarlo. Seconda cosa, non dobbiamo avere il problema della presenza di ruggine, quindi queste scocche che la Stihl fa da tantissimi anni ci danno un doppio vantaggio. Uno, che è una macchina estremamente robusta ma molto leggera. Seconda cosa, che non ho mai il problema dell'usura precoce. Intanto il manico è richiudibile e anche si può variare l'altezza per l'operatore. Si può anche richiudere completamente e questo non è un aspetto da poco per il ricovero della macchina. La stessa stegola funge anche da appoggio per fare la pulizia della macchina. Perché noi possiamo fare così per eseguire la pulizia della macchina. Le impugnature sono molto buone, sono delle plastiche che sono fatte molto bene, ergonomiche. La parte sotto della macchina è provvista di delle intelaiature tipiche di queste macchine che la rendono molto robusta. Lama speciale si chiama lama da catching, che riesce a fare molto bene la raccolta e anche molto bene il mulching. Doppi cuscinetti a sfera su ogni ruota e assali estremamente robusti. Li vediamo sia sulla parte bassa che sulla parte alta. Abbiamo un comando molto agevole per alzare e abbassare l'altezza di taglio, lo vedete qua. L'impugnatura è nella parte posteriore. Il messaggio che io voglio dare su questa macchina è che ho una macchina a un costo relativamente contenuto che comunque fa, la concorrenza a macchine di più alta gamma, perché racchiude in sé una serie di caratteristiche che la fanno estremamente prestazionale. Sostanzialmente questa macchina deve interessare perché può fare concorrenza alle macchine anche di alta gamma. Significa che una cifra non eccessiva, ho numerose caratteristiche per avere una macchina estremamente robusta e prestazionale. Motore da 3,5 cavalli, scarico laterale, scocca robusta, variatore di velocità, monostegola che è molto comodo per togliere il cesto e metterlo, e tutto quello che poi è la qualità di Stihl, quindi doppi cuscinetti a sfera, ricambistica. Ciao a tutti, a questo punto buon acquisto. Per l'acquisto cliccate qui.